Pascal, parliamo di questo libro, di questa presentazione qui ad Agrigento. Sì, grazie. Io sono molto soddisfatto di questa presentazione alla Sala Consiliare della provincia e ringrazio tutti, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, i relatori, il professore Enzo Iatti, Diego Guadagnino, Enzo Sardo e soprattutto la splendida Margherita Trupiano e la dottoressa Enza Ierna. Quindi abbiamo parlato di tutti questi 50 libri pubblicati, delle storie che bisogna approfondire. Naturalmente, personalmente posso ritenermi soddisfattissimo e con questo io ringrazio a voi e auguri a tutti quelli che ci seguiranno nella vostra... So che stai lavorando a un nuovo libro, una piccola anticipazione? Sì, veramente sto lavorando a un nuovo libro sto parlando, cioè dovrei parlare di Quasimodo, Salvatore Quasimodo, di Verga, di Pirandello e di Sciascia. Questo sarà per l'anno prossimo. Prefetto, una piccola considerazione su questa presentazione del libro di Pascal. Perfetto. Come ha detto Pascal, sono figli adottivi, è un compendio di tutte le opere che ha scritto il caro amico Pascal Schembri, che io ho definito un personaggio della nostra terra, una persona molto semplice che trasfonde proprio la sua vita, il suo percorso artistico e il suo percorso di vita proprio nelle sue opere letterarie. Io lo ritengo anche un benefattore perché i suoi scritti lui li ha donati anche alla Casa del Libro e tutti possono anche beneficiarne con una lettura semplice e anche gratuita. Quindi io ritengo che dobbiamo tanto a Pascal, quindi non solo per quello che ha realizzato nei suoi 50 libri scritti, ma soprattutto ecco, perché ha dato al nostro territorio un punto di riferimento con delle opere semplici, opere molto spesso che sono anche frutto della fantasia, però ecco, sono opere letterarie e che secondo me qualsiasi opera che compendia i pensieri sviluppa anche nelle giovani generazioni sentimenti sani. Questo è quello che dobbiamo a Pascal e questo è per il motivo per il quale dico, io personalmente nutro una profonda stima. Professore Di Natale, un commento su questo libro, su questa bella presentazione che Paul Schembri ha fatto qui alla provincia? Pascal Schembri con questo libro ci presenta un po' tutta la sua attività letteraria che va certamente approfondita, studiata, perché offre una serie di spunti di un certo interesse. Enza Ierna ha organizzato questo evento di Pascal, tanto impegno con ottimi risultati. Sì, era doveroso presentare questa pubblicazione che è veramente un'eccellenza nel nostro panorama di pubblicazioni, proprio perché crediamo in quello che lui fa e principalmente anche per le tematiche che tratta, tematiche di grande attualità ma che dimostrano anche una grande sensibilità. Il pubblico era numeroso presente e abbiamo avuto l'onore di avere anche Sua Eccellenza il Prefetto e anche la rappresentanza delle altre istituzioni e ci ripromettiamo sempre di valorizzare i nostri talenti e le nostre risorse culturali e umane. Il libro di Pascal affascina moltissimo poiché va alla ricerca dell'umanesimo, anche se lui tratta le ombre e le luci della vita, sapendo che la vita è un'altalena tra l'ombra e la luce, per lui sarebbe ideale vivere all'ombra della luce. Quindi quando lui parla di atti efferati, atti violenti, lui lo fa perché va alla ricerca dell'umanesimo, perché l'uomo deve cercare il suo vero volto, quello di uomo per una catarsi, per una redenzione dei sentimenti più belli, tra cui l'amore. È stata una presentazione molto importante, quella dei figli adottivi, l'antologia di Pascal Schembri che racchiude tutte le opere ecco, che ha compiuto in questi 20 anni di carriera artistica. Pascal, per capire insomma chi è
Pascal Schembri, bisogna leggere questo libro. I temi trattati sono stati tanti e il messaggio insomma che vuole dare Pascal attraverso le sue opere è un messaggio molto importante perché non parla solamente di romanzi e basta, ma affronta temi sociali, quindi molto importante.